insomma la sua attività nel campo della musica, nella ricerca di tutte quelle sonorità che hanno segnato anche il ballo popolare qui di Busacchi e di tante altre zone dell'isola. Sto parlando di Roberto Fadda, a lui vorrei dedicare un applauso bello, non solo perché ci offre la sua musica, la sua abilità, i suoi virtuosismi, ma anche per tutta l'assistenza tecnica che mette a disposizione. E tra l'altro, a proposito della sua attività di ricercatore, di appassionato, di musicista e di attento conoscitore di un po' di questa storia che ha portato l'organetto diatonico in Sardegna, lui ha un organetto molto prezioso che suonerà stasera per Busacchi, ed è l'organetto che un tempo è stato di Peppino Coco, quindi mi fa piacere insomma che tu stasera lo suoni per il gruppo di Busacchi, e sarà su ballo, il ballo di appartenenza. Iniziamo così la nostra festa di Busacchi e i suoi colori, ma i colori di tutta la nostra nazione, visto che avremo il Friuli, il Lazio e la Sicilia. Buona festa!